dopo la scomparsa lo scorso fine ottobre del giornalista Raffaello Uboldi, che per 20 anni ha guidato l'associazione. Il nuovo presidente dell'Associazione Internazionale Amici del Monte di Portofino, l'avvocato Daniele Granara. Quali i suoi compiti, che cosa lo aspetta? Dunque, intanto un rilancio dell'associazione, certamente a livello non soltanto territoriale ma a livello regionale, se non addirittura nazionale, e questo in un momento difficile, in un momento particolare. Siamo alla vigilia della creazione forse del Parco Nazionale del Promontorio del Monte di Portofino, e quindi noi a maggior ragione vogliamo portare il nostro contributo storico, culturale, di collegamento, di attività che porteremo avanti come abbiamo sempre fatto in questi ultimi 50 anni. Posso dire che il primo atto che faremo, e lo abbiamo già concordato col Presidente operativo del Pino, chiederemo un incontro al Ministro dell'Ambiente per rappresentare la realtà culturale, la realtà paesistica, la realtà ambientale, la necessità che il parco diventi un grande parco nazionale tra i più importanti del nostro paese e non solo. L'associazione fa anche da stimolo alle amministrazioni locali nel portare avanti l'operatività appunto istituzionale di questo ente. Quali saranno i rapporti che si instaureranno con le nuove amministrazioni? Credo che la posizione delle amministrazioni locali su questo punto sia stata una posizione non condivisibile. Non riusciamo veramente a comprendere come non ci si renda conto della grande opportunità che il Parco Nazionale può rappresentare. Certamente l'associazione si farà interprete a livello nazionale, innanzitutto perché non dimentichiamo che il Parco Nazionale è un parco vigilato, come tutti i parchi nazionali, dal Ministero dell'Ambiente. E Portofino non è una realtà locale, non è Portofino e il Monte di Portofino una realtà che possa essere limitata al governo di amministrazioni locali. Il localismo è uno dei mali del nostro paese. Portofino è un valore nazionale e internazionale, e quindi l'associazione in questo senso opererà.